È ancora gravissimo il pilota dell'ultraleggero precipitato vicino all'A31. Il 64enne di Marano è ricoverato in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il suo è stato un dramma che avrebbe potuto avere un bilancio ancora più grave se avesse coinvolto l'autostrada. Invece è caduto nel fossato di scolo lungo l'A31 a 700 metri dal casello autostradale di Piovene Rocchette. L'aereo, decollato da un vicino campo, avrebbe avuto un problema tecnico al motore. Secondo le prime ricostruzioni, l'esperto pilota, preso atto dell'anomalia, poco dopo il decollo avrebbe tentato di rientrare al campo per un atterraggio di emergenza, ma il motore avrebbe ceduto e l'impatto è stato inevitabile. La squadra dei vigili del fuoco, accorsa da Schio, ha messo in sicurezza l'aereo ed estratto dalla carlinga il pilota ferito, apparso subito grave. Avrebbe riportato fratture alle gambe, alle braccia e al bacino. Trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Bortolo, dopo un lungo intervento è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.